Secondo aggiornamento di ottobre 2020 per il nostro Zena Week. L'autunno è iniziato, le temperature iniziano a scendere e nonostante le nuove restrizioni per la pandemia, noi vi teniamo compagnia proponendovi sempre nuovi eventi molto interessanti. Da giovedì 22 ottobre a domenica 1 novembre si aprono le porte del Festival della Scienza 2020, un evento tra i più importanti ed apprezzati. Tanti laboratori, mostre, conferenze e spettacoli per i visitatori di tutte le età per raccontare la scienza in modo coinvolgente. Potete consultare tutto il programma sul sito www.festivalscienza.it. Il Teatro Nazionale di Genova debutta al Teatro Gustavo Modena dal 14 al 25 ottobre con una sua nuova produzione, Tintarella di Luna, uno spettacolo liberamente ispirato ad Italo Calvino, un musical scatenato tra fantasia, ironia e un'atmosfera surreale con la regia di Giorgio Gaglione. Ottava edizione per il Talent Genova per voi, un talent per autori di canzoni, quest'anno in una versione un po' particolare. Infatti, a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito duramente tutto il mondo musicale, la manifestazione si svolgerà in 2 anni. Le selezioni inizieranno il 30 settembre e si chiuderanno il 15 dicembre 2020, mentre i laboratori e la finale saranno nel 2021. Tutte le info sul sito genovapervoi.net. Palazzo Ducale presenta la mostra dedicata a Obey, uno degli street artist più noti degli ultimi decenni. Il suo manifesto Hope, il ritratto di Barack Obama, divenne una vera e propria icona durante la campagna elettorale per le presidenziali degli Stati Uniti del 2008. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook di Zena Zone e se vi piace il format di condividerlo sui vostri social. Invece, se volete segnalarci un evento potete utilizzare la mail info@zenazone.it ricordandovi di inviarci il materiale con un po' di tempo in anticipo in modo che possiamo inserirlo nel primo aggiornamento possibile.